171 voti favorevoli, 280 quelli contrari. Questo, numeri alla mano, l'esito del voto con cui la scorsa settimana i deputati della Camera hanno respinto l'ordine del giorno presentato dalla Lega Nord, che chiedeva al governo di rivedere i tagli alla geografia giudiziaria, pensando anche al ripristino dei tribunali, come quello di Bassano, oggi accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane. Un voto contrario che rappresenta l'ennesimo smacco rifilato al bassanese da quella maggioranza parlamentare che appartiene allo stesso schieramento politico di chi governa la città del Grappa. E proprio verso l'amministrazione cittadina e il PD in particolare punta il dito chi da sempre sta lottando in prima linea per riaprire il palazzo di Via Marinali. A questo punto mi domando, ma a Bassano ad esempio c'è qualcuno che comanda, che è vicino a questo governo, quindi dovrebbe anche trovare un po' di imbarazzo nel vedere che c'è uno scollamento totale tra il territorio e Roma. Nei giorni scorsi anche il presidente degli avvocati, Francesco Savio, non ha usato mezzi termini, minacciando di ricordarsi del caso tribunale anche al momento di tornare di nuovo alle urne. Beh, è doveroso questo, visto che l'unica arma che ha il cittadino è quella del voto. Io spero almeno che il territorio bassanese capisca che bisogna premiare chi ci aiuta e non chi ci bastona. Quindi chissà che c'è la volta buona, che si vada a votare con l'intelligenza. Lei è uno di quelli che ha sempre creduto e ha sempre lottato per questo tribunale. Sinceramente, crede ancora che ci siano spiragli per vederlo riaperto? Ma io assolutamente sì, perché non sono ancora convinto che questo paese sia proprio da buttare via. La strada è quella di un paese fallimentare, però la speranza è l'ultima a morire. Continuerò a lottare, faremo anche qualcosa di provocatorio e lo faremo, e non possiamo assolutamente fermarci, perché le nostre aziende col tribunale chiuso ci stanno veramente rimettendo.